Buon pomeriggio, la Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale di Sardegna vi dà il benvenuto. Coppa Italia regionale di futsal C1 maschile, poi ci sarà anche il femminile. Siamo in diretta sulla pagina ufficiale della LND CR Sardegna, delegazione calcio a 5 Directa Sport, ma io sono con Alberto Carta, delegato regionale del calcio a 5, a cui faccio intanto il benvenuto, complimenti per questa organizzazione. Di fatto questo è l'ultimo, anzi il primo atto del 2024 che regala un titolo che vale a livello nazionale. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Questa è una finale insomma, che dà l'incipit a questo anno, al 2024. Vedo che c'è già anche un bel po' di gente, quindi speriamo di riempire questi spalti e di assistere a una bellissima gara. Come è sempre stata nel passato, la finale di Coppa Italia ha regalato emozioni e tanti spettatori. Allora, intanto diciamo subito che trasmetteremo in diretta sia questo match che quello femminile. Entriamo un po' nei particolari, mancano circa 10 minuti, allora è il caso un po' di approfondire i temi. Da una parte San Sebastiano Ussano, una realtà che sta provando da più tempo a provare a salire sui campionati nazionali. Peraltro ricordo che la conquista di questo trofeo che vediamo qui con l'immagine del nostro Andrea Farris, se può andare a stringere, apre un pass per le finali nazionali che poi in caso di conquista del titolo nazionale possono valere, anzi valgono con certezza l'accesso alla Serie B nazionale. Dicevo, San Sebastiano Ussana, realtà che ci sta provando, dall'altra parte una realtà nuovissima, quarto calcio a 5, pensate arriva da 2 Coppe Italia conquistate consecutivamente e 2 promozioni dalla D alla C2. Questo penso sia il segnale più importante, la salute, lo stato di salute del futsal. Sì, direi di sì, sono 2 società in salute. L'Ussana è tanti anni che comunque è ai vertici, un mix di giovani e di persone esperte, mentre il quarto è una realtà che è nata da poco, ma non dimentichiamoci che è guidata da un presidente che ha avuto un passato importante nel Cagliari Calcio a 5, quindi direi che se lo meritano tutte, entrambe. Istituzionalmente complesso chiedere chi può essere il favorito, ma io ci provo. Ma diciamo che da ex giocatore dico che parlerà il campo. Sarà così. Un ultimo inciso su quello che è lo stato di salute a livello nazionale. 15 squadre, pensate, nei campionati nazionali, 10 al maschile, 5 al femminile. Di fatto ce la giochiamo come realtà come Lazio e Campania. Sì, molto bene, ma questi numeri li abbiamo già da 3-4 anni nel periodo pre-pandemia, dove stavamo veramente in ottima salute. Se non ricordo male eravamo 17 al nazionale, quindi dopo il Lazio che è imbattibile e poi c'era con una società in più le Puglie, la Sicilia, c'eravamo noi. Adesso se non siamo quarti comunque siamo quinti o sesti e comunque per tenere il gergo calcistico sempre sul lato sinistro della classifica. Bene, allora le squadre stanno entrate negli spogliatoi, è tutto pronto. Ringrazio Alberto Carta, telecronaca affidata al nostro Riccardo Spignesi. Vi ricordo siamo su tutte le pagine perché dobbiamo cercare di far arrivare il futsal, il pallone che rotola davvero a tutti gli appassionati. Grazie Alberto, per noi una piccola pausa e poi torniamo in diretta. Non so se Riccardo ha già qualcosa da raccontare su questo match e quelli che sono i numeri.
Buon pomeriggio amici di Directa Sport LND Sardegna da parte di Riccardo Spignesi. Oggi è la prima domenica del 2024 per il futsal sardo, significa le finali di Coppa Italia. Qui dal Palacopra di Sesto si comincia con quella maschile per la serie C1 fra San Sebastiano Ussana e Quartu, poi a seguire ci sarà anche quella femminile fra Cus Cagliari e Monastir. In campo le formazioni del San Sebastiano Ussana alla vostra sinistra e del Quartu alla vostra destra, con gli arbitri che sono Gianni Corona, sezione di Oristano, Francesco Balistredi della sezione di Cagliari e Giacomo Miria della sezione anche lui di Cagliari. Il saluto fra i due capitani che sono Oscar Ledda per San Sebastiano Ussana e Alessandro Magia per la formazione del Quartu, due squadre che sono ai vertici del futsal regionale, sono rispettivamente seconda e terza in classifica, a due punti l'Ussana dalla Villa Cidrese, capolista 4 il Quartu che è al terzo posto in classifica. Due squadre che hanno già dato vita in questa stagione a una grande partita, quella dello scorso 25 di novembre, vinta per 3-2 dall'Ussana con la doppietta di Saddi, gol di Deiane, e poi per il Quartu i due gol da parte di Locci. Quasi tutto pronto per l'inizio della partita, con le squadre che nel frattempo salutano il grande pubblico del Palacopron che oggi qui vede praticamente tutto gremito il palazzetto di Sestu per questa doppia finale che vedrà adesso in campo i quintetti iniziali. Quintetto iniziale che per la San Sebastiano Ussana vedrà in porta Gianmarco Ferraro, uno dei rinforzi arrivati a stagione in corso, lui che ha vinto il campionato di Serie B l'anno scorso con il Sestu. Poi c'è Ledda, Oscar Ledda, il capitano con la maglia numero 5. Poi a seguire abbiamo con la maglia numero 11 Ruben Scadoni, con la maglia numero 10 anche Gianmarco Saddi, che è un po' il bomber della formazione di Ussana, che ha segnato 29 gol nella scorsa stagione, 12 in questa. In campo c'è anche Alex Piras per il quintetto iniziale di Marco Calabretta. Per il Quartu, che oggi si schiera con la maglia bianca, in porta c'è con il numero 1 il portiere Lorenzo Deida, poi con il numero 10 Andrea Manuzza, con il numero 5 Serginho, con il numero 13 Rafinha e con il numero 9 Cau. Praticamente tutto pronto per l'inizio di questa partita. Si aspetta soltanto il fischio dei due arbitri. È arrivato il segnale per il via per la partita, che ricordo assegna oltre alla Coppa anche un posto nella fase nazionale della Coppa Italia, che dà in palio la qualificazione, la promozione alla prossima Serie B. È iniziata la partita, primo pallone mosso dal Quartu con Cau all'indietro per Rafinha, il pallone toccato dal portiere Deida, poi Serginho che viene contrastato da Ledda. Serginho lancia in avanti all'indirizzo di Manunza, che viene però fermato con Ferraro che recupera, e adesso riparte la San Sebastiano Ussana con fermato Saddi, con rimessa però per la formazione oggi in maglia blu celeste. Attenzione qui al rischio con Cau che per un attimo recupera il pallone, poi Manunza dall'indietro verso Rafinha, va il brasiliano, il tiro, l'arrivazione di Ledda, ancora Rafinha, palla dentro, la porta è vuota e non riesce nessuno a toccare il pallone verso la porta. Prima occasione del match arriva dopo 46 secondi, ce l'ha il Quartu che va per trovare la terza vittoria in Coppa Italia. Ha vinto 2 stagioni fa la Serie D e la stagione scorsa la C2, sia il campionato sia la Coppa Italia. Va per il terzo trionfo consecutivo. Intanto Deida dà il pallone vicino a Serginho per Rafinha, l'altro brasiliano. Cau per Rafinha ancora, mette però sbaglia il tocco con Manunza che non riesce ad arrivare, allora rimessa già battuta col pallone giocato all'indietro
Piras dietro per Cadoni, palloni in avanti, recupera il quarto. Cau adesso può andare, va anche al tiro l'ex giocatore del Sestu. Fino alla scorsa stagione Ferraro e Cau, che oggi sono avversari, giocavano proprio qui in casa al Palacopron con il Sestu. Hanno conquistato nel passato campionato la promozione dalla Serie B alla 2 col Sestu, che peraltro è secondo in classifica nel suo girone. Qui Manunza prova a girarsi, il tocco all'indietro per Rafinha, poi Cau, palla fuori, la conclusione, la palla alta da parte di Manunza. Sta provando ancora, secondo squillo in 1 minuto e mezzo per il quarto, qui con Manunza che per poco non è riuscito a trovare la porta. Rimessa dal fondo che andrà a battere Gianmarco Ferraro, arrivata stagione in corso. Ferraro, Ledda, pallone giocato dall'altra parte con Piras che dall'indietro proprio per Ledda, il lancio in avanti. Cau molto bravo in anticipo, poi Manunza cerca di girarsi, va col sinistro, la copertura di Ledda, poi perfeziona, attenzione alla palla qui in area con il tocco fuori dall'area, viene dato il cartellino giallo a Deida, primo cartellino della partita. Secondo l'arbitro ha toccato il pallone fuori dall'area con le mani quando Saddi stava andando verso l'area dal lato destro. Sono le proteste da parte di Ferraro che chiedeva qualcosa di più. Cartellino giallo, il primo della partita, dopo 1 minuto e 52 secondi. Subito anche la prima contestazione di questo match. Punizione quindi per la San Sebastiano Ussana. Adesso con fra poco la battuta da parte di Saddi, c'è Rafinha in barriera, Ledda è l'unico in area, si attende il fischio dell'arbitro. Arriva in questo momento la battuta che viene giocata fuori, prova a liberarsi con la conclusione, la parata, poi Ledda che manda alto. È stato Davison a cercare la conclusione. Rafinha con la sola per Cau, poi Serginho va con i 4 di movimento, adesso il quarto. Manunza ha servito Serginho che serve adesso Rafinha, poi Cau sulla destra per Manunza, 1 contro 1 con Piras, il pallone giocato all'indirizzo di Serginho, cerca Cau, buono il recupero di Ledda che può far ripartire l'azione, poi Cau va a prendere la palla e si riparte, tutto regolare. Davison guarda in avanti, poi serve vicino Saddi, pallone giocato, poi ancora verso Davison, la parata da parte di Deida, già messo in movimento Serginho, poi Rafinha. Cau viene contrastato, subentra Serginho, riesce a toccare il pallone ma Davison può andare con il sinistro, la copertura da parte di Rafinha va a tenere il ritmo abbastanza alto anche l'Ussana con Serginho adesso per il quarto, prova ad andare su Geneto per Manunza, la conclusione a lato, ci ha provato Andrea Manunza col pallone che è finito sul fondo. Tentativo quando è scaduto adesso il terzo minuto di gioco del primo tempo, punteggio che è ancora di 0-0. Ferraro va al rinvio lungo a cercare il controllo di petto da parte di Saddi, non riesce però a tenere il pallone in campo. Serginho per Cau, il recupero da parte di Piras, 1 contro 1 nel tunnel di Piras, l'uscita bassa e provvidenziale da parte di Deida per negare la possibilità di portarsi sull'1-0. Intanto qui Ferraro dall'altra parte riesce a tenere il pallone. Saddi all'indietro per Ledda, sbaglia il tocco, ha recuperato Serginho, può andare con il destro, la copertura dell'altro numero 5, dell'altro esperto giocatore di grande esperienza, di grandissima qualità, con la rimessa che sarà per il quartus. Serginho, palla sul secondo palo con Manunza che non riesce a coordinarsi per la battuta.
Si riparte con adesso il recupero di Rafinha, il miracolo di Ferraro che poi in 2 tempi riesce a negare il gol a Rafinha. C'è stato anche un fallo qui da parte del giocatore brasiliano ex di Mediterranei Jasna, il secondo fallo di squadra per questo primo tempo da parte del Quartu. Fallo sul portiere, quindi si riparte con la punizione praticamente dalla linea di fondo. Viene lasciata da Ferraro a Davison che lancia in avanti il controllo da parte del numero 20 Currelli, fermato da Serginho che riparte, va da solo Serginho, punta alla porta, poi scarica su Rafinha. Rafinha non trova compagni, deve giocare allora su Chigini. Il tocco in direzione di Cau con il fallo da parte di Ledda, calcio di punizione adesso. Anzi no, il pallone è uscito, quindi nessuna punizione, si riparte col possesso per San Sebastiano. Davison, Ferraro va a prendere il pallone, il rinvio lungo in direzione di Ledda, la palla che finisce sul fondo. Se ne sono andati 4 minuti e 19 qui al Palacop. Ricordo, è la prima delle 2 finali di oggi per la Coppa Italia di Serie C regionale di calcio a 5. Poi seguiremo sempre su Directa Sport LN di Sardegna anche la successiva, ossia quella fra il Cus Cagliari e il Monastir per la Serie C femminile. Qui il pallone giocato dal lato sinistro per Costa che è appena entrato in campo, primo pallone toccato dall'ex della Leonardo, il tocco in direzione di Cau, poi Serginho si libera molto bene di Ledda che viene anche ammonito, primo ammonito anche per San Sebastiano Ussana, con Oscar Ledda che prende il cartellino giallo dopo 4 minuti e 47 di gioco. Con adesso la punizione per il Quartu. Quasi tutto pronto per questa punizione con Serginho e Cau sul pallone. Si attende il fischio dell'arbitro. Eccolo che arriva, si sposta Cau, lascia a Serginho, è uno schema troppo per Cau, la copertura ottima qui da parte di Currelli che ha evitato che il pallone finisse in porta. Intanto c'è il time out chiamato dall'Ussana e allora per noi un attimo di pausa. Pronti a ripartire qui al Palacopron di Sestus, ne sono andati 4 minuti e 55 secondi, il punteggio fra San Sebastiano Ussana e Quartu ancora di 0-0, non sono mancate però le occasioni in questo primo quarto di tempo. Con adesso la rimessa che andrà a battere il numero 8 dell'Ussana, sia Samuele Deiana, ha toccato all'indietro in direzione di Ferraro, il lancio in avanti, buono il controllo con l'ottimo recupero da parte di Costa su Currelli, poi gli lancia il pallone addosso e guadagna anche la rimessa il numero 41 Serginho per Chigini, il recupero qui di Davison, ancora Chigini che va a copertura, riescono poi a tenere in campo il pallone con Costa che va in giocata solitaria, serve Cau, il tiro
col ginocchio va a parare Ferraro nel duello fra i due ex giocatori del Sestu. Buona qui la giocata da parte di Costa a liberare Cau. Rimessa per Serginho, già battuta in direzione di Costa. Lo scambio ancora per l'ex del Cagliari che va al tiro con il destro, la palla che finisce a lato. Come al solito con grande classe si è liberato al tiro Serginho. Per poco non ha trovato anche lo specchio. Ferraro ha rimesso in movimento Ledda sulla sinistra, l'errore, attenzione Chighin in area con Ferraro che è bravissimo nell'1 contro 1 a salvare il pallone, poi giocato in avanti per Curreli, mette in mezzo, non trova nessuno. Grande occasione qui per il quarto col recupero di Chighin su Ledda ed è stato altrettanto bravo Ferraro a negare lo 0-1. Cau dietro per Costa, forse vorrà lasciare proseguire il pallone, poi lancia in avanti nella zona dove però non c'è nessuno dei compagni in maglia bianca. Allora Ferraro ha già messo in movimento Davison che se ne va via Chighin con un fallo, però il secondo fallo da parte del Ussana. Qui con adesso c'è un po' di discussione, è caduto anche Deiana a terra con la spinta da parte di Serginho, spinta ovviamente a gioco fermo. Punizione, 2-2 il conteggio dei falli di squadra. Rafinha cerca di liberarsi col sinistro, lo chiude Davison, poi Serginho all'indietro da Deida, il rilancio che può trovare Costa, così è, Costa buono il controllo, va con il sinistro, la copertura di Davison, l'ultimo tocco porta a un angolo per il quarto. 6 minuti 13 secondi, 0-0 con Serginho a battere, palla giocata fuori, poi la conclusione di Rafinha insidiosa, deve metterci la mano Ferraro per l'angolo. Ancora secondo consecutivo, ma stavolta dalla banda opposta. Ancora Serginho, va fuori su Rafinha, prova a liberarsi per il destro, poi tocca fuori per Costa, il dribbling Costa, va col sinistro, la copertura laterale adesso per il quarto che prova a prendere in mano le redini di questa finale. Va Chighin con il sinistro, la palla è a lato, ci ha provato il numero 81 Filippo Chighin, classe 2003, arrivato a stagione in corso dalla Leonardo. Davison 1 contro 1 copre con Chighin, se ne va il numero 4, l'ultimo tocco però è anche il suo, rimessa per il quarto, già battuta Serginho, dall'altra parte per Costa, va sul numero 5, poi Rafinha all'1 contro 1, va col destro, copertura laterale, quarto che sta tenendo il possesso in questo periodo con Lussana che riesce a chiudere più o meno tutti i varchi. Poi per il momento quando non li ha chiusi c'è stato Ferraro bravissimo in almeno un paio di circostanze a tenere la porta. E qui il pallone giocato per Costa e ancora Ferraro sta diventando protagonista, il numero 26 dell'Ussana, la terza parata di rilievo di questa partita. Adesso va a negare l'1-0 a Costa, angolo per Serginho, palla dentro e Ferraro va in presa alta, poi il recupero di Rafinha a sinistra, la copertura di due giocatori, erano Davison e Perra, angolo battuto su Serginho, tiro ancora ribattuto da due, poi subentra Rafinha, 1 contro 1 con Perra, la palla di e il gol da parte di Chighin per il vantaggio del quarto, si sblocca la finale al Palacopron, ha segnato Filippo Chighin, San Sebastiano Ussana 0, quarto 1 dopo 7 minuti e 15 secondi. Il gol di Chighin che aveva segnato anche nella semifinale contro la Villa Cidrese, il gol che aveva aperto poi la vittoria per 6-3 lo scorso 23 dicembre, si ripete, il giocatore arrivato dalla Leonardo, un grande innesto quello per
la formazione allenata da Massimo Diana, che sta risultando fondamentale per questa Coppa Italia. Match che si sblocca mentre nel frattempo c'è una discussione con gli arbitri. È stato anche ammonito Chighini perché è andato a esultare con i tifosi sulla ringhiera, quindi terzo cartellino giallo, ma quello che conta soprattutto è il vantaggio del quarto. Qui l'apertura in direzione di Serginho, va a rincorrere il pallone, Serginho non riesce però a tenerlo in campo. Qui il pressing tutto regolare, attenzione Cau in area per la palla che rimane lì e non riesce Serginho a raddoppiare. Occasionissima qui per il secondo gol in rapida successione del quarto. Si è anche fatto male Ferraro e allora deve entrare lo staff medico del Lussana per soccorrere il portiere ex Sestu. Probabilmente ha ricevuto un colpo Ferraro qui nella azione precedente con Serginho, è andato vicinissimo al gol dell'immediato raddoppio. Serginho che ha segnato in tutte le prime 5 partite del quarto, che ha fatto 7 su 7, fin qui ha vinto tutte e 6 le partite del suo girone, poi la semifinale. Tanto la battuta fuori per Cau che passa Rafinha, raddoppia il quarto con Rafinha in poco più di 30 secondi, mette 2 gol di vantaggio la squadra di Diana, super gol da parte di Rafinha e adesso il quarto si porta sul 2-0, una sassata imprendibile per Ferraro. 7 minuti 46 secondi, 1-2 terribile quello del quarto, con lo San Sebastiano Hussar che non è riuscita a reagire, adesso doveva farlo da sotto di 2 gol con Rafinha, che è uno dei giocatori più esperti in campo, una carriera che ha toccato veramente tantissimi posti e che negli ultimi anni l'ho visto protagonista in Sardegna. Qui al recupero, la conclusione e la parata da parte di Deida che cerca subito di mettere in movimento Cau, poi il fallo del numero 9 viene anche ammonito, inizia ad essere un po' tanti gli ammoniti, ammonito anche Andrea Cau. Sono adesso Deida, Chighini e Cau gli ammoniti per il quarto, Ledda per Lussana. 4 ammoniti, mentre il conto dei falli vede 2 falli commessi dal Lussana e 4 falli commessi dal quarto. Punizione, non siamo ancora neanche a metà del primo tempo, è già successo tantissimo in questa partita, non solo i gol. Qui la punizione palla che viene respinta da parte di Deida sul tentativo da parte di Marco Perra, poi lascia la battuta a Saddi. Saddi ha giocato in direzione di Cadoni, dietro proprio da Perra, Davison contrastato da Rafinha, prova a recuperare il pallone, se ne va Rafinha, Ferraro gli nega il terzo gol, è andato a un passo dalla doppietta Rafinha. Con Ferraro che è riuscito a tenere a galla i suoi. Adesso va al rinvio in avanti, il colpo di testa di Cau, la palla che non tocca il tetto, allora ancora Cau di testa, concede comunque laterale a Lussana. Un attimo di attesa perché bisogna probabilmente asciugare il parquet, no? Non si può ripartire con lo scambio. Davison per Perra, all'indietro ancora per Davison, in avanti alza il pallone, poi Cadoni, Davison gioca sulla sinistra per Perra, contro l'ottima copertura da parte di Manunza e angolo per Lussana adesso con Cadoni a battere, sono fuori Perra, invece il servizio, la parata da parte di Deida, la palla ancora lì
e alla fine Deida in 2 tempi riesce a parare. Serginho in avanti per Cao, buona la copertura, poi può andare Cadoni 1 contro 1 con la copertura qui da parte del quarto, riparte Manunza che cade, c'è un fallo, punizione per il quarto, il terzo fallo del Lussana. Punizione che andrà a battere Giovanni Argiolas, laterale, classe 85, terza stagione su 3 del quarto. Serginho, Cao, ancora per Serginho, l'apertura sulla destra per Manunza, il controllo, palla all'indietro per Cao e da ultimo recupera Davison, deve riaprirla, lo fa Davison, 1-2, torna in partita Lussana con il gol di Davison. Dopo 9 minuti e 20 di gioco si riapre il match di questa finale della C1 di Coppa Italia, finale fin qui molto appassionante, con Lussana che reagisce e torna subito in partita con uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Davison Pignero Vegas Douglas. Attenzione qui subito a Cao che colpisce il palo, grandissima occasione qui per il quarto, ma soprattutto direi grandissima partita in questi primi 9 minuti e 28 di gioco. Non c'è un attimo di sosta qui al Palacopron. Rimessa, battuta in avanti da Serginho, però diventa pallone per Ferraro. Davison prova ad andare da solo, l'autore del gol dell'1-2, tocca all'indietro per Cadoni, poi Ledda ancora per Cadoni, sulle sue tracce c'è Argiolas, il tentativo del suggerimento in avanti però è sbagliato, tentativo in direzione di Mereu, entrato anche lui nel frattempo. Serginho all'indietro per Argiolas, poi Costa, Manunza va in avanti proprio per Argiolas, sbatte addosso a Mereu, non c'è fallo, tutto regolare, si può regolare Davison, cerca ancora Mereu con Argiolas che lascia oscillare il pallone, rimesso laterale. Argiolas dall'altra parte per Serginho, prova a saltare Ledda, ci riesce in grande stile, se ne va Serginho sulla sinistra per Costa che può andare al tiro e ancora Ferraro, decisivo, fin qui fondamentale l'apporto di Gianmarco Ferraro. Serginho per Manunza, c'è ancora Serginho sulla destra, visto servito, prova a saltare Mereu, c'è un fallo e adesso becca un altro cartellino, il quinto della partita, ammonito anche Mereu, secondo ammonito nel Lussana, sono 5 gli ammoniti, 2 nell'Ussana e 3 nel quarto, 4 invece i falli di squadra. Non siamo ancora al limite, ma quasi. Punizione con Manunza vicino col sinistro, Serginho con il destro, parte Manunza che lascia Serginho, va lui col destro, non trova però Costa con Ferraro che nel frattempo controllava che non ci fosse la deviazione da parte del numero 41 che poco fa è andato vicinissimo al gol. Davison riparte, poi non si intende qui con Cadoni, ripartito già Manunza che sbaglia, recupera Davison, può andare Davison largo sulla sinistra, la parata da parte di Davison in 2 tempi su Mereu, che occasione per Lussana, è davvero una partita che non c'è un attimo di sosta, sono 11 minuti neanche, è già successo di tutto praticamente in questa partita. Costa 1 contro 1 con Ledda che recupera il pallone, prova a lanciarsi da solo, la spallata tutta regolare da parte di Serginho con le proteste da parte del pubblico lussanese.
E adesso arriva anche l'arbitro a redarguire la panchina dell'Ussana, mentre nel frattempo c'è il secondo e ultimo time out di questo primo tempo. Per noi pausa. Si riparte, 8 minuti 57 secondi alla fine di questo splendido primo tempo qui al Palacopano di Sesto per la finale della Coppa Italia della Serie C1 maschile di calcio a 5. Al momento sta vincendo il quarto per 2-1. Hanno segnato Chighini e Rafinha per la squadra oggi in maglia bianca, mentre per San Sebastiano Ussana maglia blu celeste ha segnato Davison. Qui prova a rincorrere il pallone Serginho, non ci riesce, già battuto Mereu in direzione di Davison, se ne va via Serginho, poi arriva Rafinha, rimpallo favorisce Davison con la copertura fondamentale da parte di Costa. Sta andando via di forza, sta cercando Davison di prendersi lui sulle spalle l'Ussana. Il giocatore brasiliano, 42 anni, ex Leonardo Hermas, ha giocato anche in Cina addirittura nella sua lunga carriera. Tanto qui tiro di Cadoni deviato da Cau. Palla giocata fuori, il piazzato ancora di Davison. Palla che termina al lato. Ha controllato Deida che finisse sul fondo, intanto il colpo di testa da parte di Ledda. Laterale per Rafinha, fuori da Costa. Torna nella sua metà campo Serginho, Cau per Rafinha. C'è Serginho che viene servito con l'1 contro 1 con Mereu, adesso diventa 1 contro 2, gran numero di Serginho. Splendida giocata, poi non è riuscito per un attimo a trovare la rifinitura. Poi Costa chiuso da Mereu, laterale per il quarto. Gran pezzo di bravura di Serginho. Ha fatto la storia del futsal sardo questo giocatore. Tanto qui la copertura per Serginho, palla fuori per Cau col destro, la chiusura di Ledda, chiede un fallo di mano, non c'è nulla, si riparte allora con Davison, lo copre Cau e guadagna la rimessa laterale. Serginho per Costa, Cau, Rafinha va 1 contro 2, se ne va di forza Rafinha, poi torna Ledda che subisce anche il fallo, è l'ultimo prima del tiro libero. Attenzione che Rafinha rischia anche qualcosa, si accendono un attimo gli animi con la discussione fra Rafinha, Ledda e l'arbitro Balistreri. Per il momento non ha tirato fuori il cartellino, ricordo che sono gli ammoniti, sono Deida, Cau e Chighini per il quarto, Ledda e Mereu per l'Ussana. Punizione, è arrivato il quinto fallo come stanno segnalando adesso gli arbitri da parte del quarto. L'Ussana è al quarto fallo di squadra in questo primo tempo, quindi adesso deve reggere 7 minuti e 38 cercando di evitare di fare falli, altrimenti sarebbe tiro libero.
recupera da parte di Rafinha, poi Costa prova ad andare contro Davison, ancora Costa, non riesce a superare il muro del numero 4 dell'Ussana, però la rimessa è comunque per l'ex giocatore della Leonardo. Costa giocata all'indietro per Rafinha, va su Cau, ancora Rafinha, Costa libero, anzi era Serginho, viene chiuso da Davison, ancora Serginho, recupera Davison, lancia in avanti con gran chiusura da parte di Deida, era stato Mazza. Serginho, palla verso Cau, non riesce a tenere il pallone, intanto esce Davison, entra con il numero 7 Alex Piras, il bomber dell'Ussana con la maglia numero 7. Cau per Serginho, prova ad andare, viene chiuso, la riparte da Rafinha, poi Cau, va Rafinha a cercare il Capitan Magia, non riesce però a tenere il pallone, laterale, 6:32 alla fine. Ferraro lancia in avanti, pallone sul fondo, Dida lascia sfilare, allora adesso riparte con Serginho, supera la metà campo, va sulla destra per Magia, 1 contro 1 con Piras che lascia sfilare il pallone. Si è già ripartiti, d'altronde in questi primi 14 minuti di soste ci sono stati soli time out praticamente. L'anticipo di Ledda manda il pallone avanti, una zona dove però non ci sono compagni, con però il capitano dell'Ussana che è rimasto a terra per il contrasto, si tocca il ginocchio sinistro, allora viene messo il pallone fuori per soccorrere il giocatore classe 75. Però può rimanere in campo, nulla di grave per Oscar Ledda. Mentre nel frattempo esce Rafinha, entra Chichini, l'autore del gol che ha sbloccato questa finale. Magia per Serginho, pressato, non tiene il pallone in campo. Eccolo Ledda che ha recuperato. Qui la conclusione è ribattuta da parte di Piras. Ledda riparte da Ferraro, va sulla destra per Saddi, poi Piras, Ledda, palla in avanti per Piras, copertura di Deida che rischia un po', Cau recupera il Lussana con Mazza, può andare alla conclusione col sinistro, ancora in aria la palla che rimane lì e l'ultimo tocco è stato da parte di Deida e angolo. Buon inserimento qui. L'angolo che viene battuto, però cambia possesso con Lussana che non ha sfruttato questa opportunità. E allora quarto che riparte con Magia per Serginho, va sulla destra per Cau, prova ad arrivare anche Chichini, la copertura da parte di Ledda che favorisce l'intervento da parte di Ferraro. 5 minuti e 10 alla fine del primo tempo. Fin qui resiste il vantaggio del quarto dopo che Davison ha accorciato le distanze. Magia per Serginho, va su Cau, taglia bene Cau in aria, al limite dell'area, va con il destro, ancora Ferraro, dice di no al suo ex compagno a Sestu.
Ancora occasione però per il quarto, che in questo primo tempo ha avuto il maggior numero di occasioni. Qui però non riesce a deviare, prima Chighini e poi Magia. Ha avuto il maggior numero di occasioni a livello numerico il quarto, però Lussana ha avuto il grande carattere di non rimanere bloccato dopo il gol del raddoppio e ha ritrovato subito il gol dell'1-2 e adesso sta provando a trovare il pareggio. Ci prova qui con il sinistro, ribattuto da parte di Saddi che ricorda ha segnato 2 gol nella partita di campionato, quella giocata il 25 novembre a Ussana, e che la squadra di Calabretta, che qui nel frattempo sta lamentando in panchina, ha vinto per 3-2. Qui va via Pirassi in area, salva Serginho, decisivo, altrimenti sarebbe stato il 2-2. Riparte Chighini, va 1 contro 1 con Cadoni, subentra Sadi che recupera, si allunga un po' il pallone con ripartenza immediata da parte del quarto. Cau contro Ledda, dall'indietro da Serginho per Cau, ancora Serginho su Chighini. Cau chiuso da Ledda, poi Magia in avanti per Chighini, cerca la giocata, non gli riesce, laterale per Lussana. Buon il recupero qui di Serginho su Ledda, sulla sinistra per Cau, il tiro, palla sul fondo, ci ha provato ancora Andrea Cau. Si è ripartiti allora adesso con la giocata in direzione di Cadoni, prova a far proseguire per Curreli. Davison al tiro, 2-2, ancora Davison, la rimonta è completata per Lussana con il brasiliano, doppietta per lui a 3:46 dall'intervallo, un gran tiro dal destro quasi da centrocampo e ha sorpreso Deida, il 2-2 ed è di nuovo tutto da rifare per il quarto, con Davison che davvero ha fatto una giocata di assoluto livello. Il doppio vantaggio del quarto ha risposto il doppio colpo da parte del giocatore qui in possesso, sia Davison, 9-20 e 16-14 gol del giocatore brasiliano che adesso Curreli, con recupero per dire Rafinha. La scivolata da parte di Cadoni è fallosa, quinto fallo anche per Lussana. Al prossimo fallo da parte di una delle due squadre, tiro libero a prescindere da chi sarà. Discussione qui con la panchina del quarto. Dicevo, quinto fallo dell'Ussana, l'aveva fatto anche il quarto prima. Adesso 3-20 per entrambe le squadre senza poter fare falli, altrimenti sarà tiro libero. Si può ripartire, Rafinha in direzione di Serginho, Cau va al tiro in due tempi Ferraro, palla giocata in avanti, lascia sfilare Deida, non c'era stato ovviamente il tocco di Curreli, se lo poteva permettere qui Cau, Costa, Serginho cerca Cau, troppo lungo. Palla giocata in avanti, il controllo di Deiana, lo recupera Cau, buono Davison, cerca
la giocata sullo stretto, non ci riesce. Davison però la grinta se la sta mettendo tutta, è stato infatti lui a rimettere in parità il risultato dopo che il quarto è andato avanti di 2. Azione adesso a Akau, 1 contro 1 con Davison, va a sbattere contro il muro, tutto regolare secondo l'arbitro, ma ha preso un colpo andando a sbattere Andrea Akau che ha giocato tantissimi anni al Sestu, quindi questo palazzetto lo conosce alla perfezione. L'anno scorso protagonista della promozione dalla Serie B alla A2, poi la scelta di andare al quarto e adesso si può ripartire col pallone che viene reso a Lussana, 2,5 da giocare, poi l'intervallo, ma di certo non saranno finite le emozioni perché c'è tutto il secondo tempo. E poi ricordo sempre sui canali Diretta Sport LND Sardegna anche la finale femminile, qui Cadoni anticipato da Costa, dicevo finale femminile tra Cuscagliari e Monastir. Viene chiesto un altro pallone per la battuta di questa ripresa del gioco. È laterale con Davison che manda sull'esterno della rete. C'è stata una deviazione però sul tentativo di Davison e allora ancora palla dell'Ussana che prova a chiudere in avanti questo primo tempo. Giocata per Curreli con Deida che dice alla fine di lasciare il pallone. Serginho contro Curreli, serie di tocchi da parte di Serginho che poi va allineato su Rafinha, ancora Costa, va per Cau, nuovamente Rafinha sbaglia il tocco, può ripartire Lussana, ad essere qui Curreli, arma il destro, la parata da parte di Deida con i piedi. Occasione qui per Lussana, intanto il rilancio di Ferraro nella zona dove non c'è nessuno. Adesso Lussana ha preso campo, sta chiudendo molto bene il primo tempo la squadra di Calabretta, che ricordo è già arrivata 2 anni fa in finale di Coppa Italia di C1, perse contro l'Alghero il 15 febbraio del 2022 4-2. Uno dei 2 gol lo segnò un giocatore che oggi è in distinto, ossia Alex Piras. Deiana va dietro da Ferraro, 1,25 alla fine con Deida con i pugni che vede che il pallone arrivi dalle parti di Curreli. Rimessa per Cadoni, lì vicino c'è Deiana, il tocco, il sinistro, la versione di Costa, ancora palla per Lussana, 1 minuto e 20 dall'intervallo, va addirittura Ferraro a dare il pallone. Davison per questa rimessa ancora su Deiana, lascia il pallone all'autore della doppietta che però prestato da Rafinha, sbaglia la giocata. Davison aveva già segnato una doppietta in Coppa Italia nel 9-3 contro la Villa Cidrese, poi aveva segnato anche un gol nella semifinale vinta il 28 di dicembre 6-4 contro l'Epi Fitness, è arrivato quindi a 5 in questa Coppa Italia. Costa qui prova ad andare via Cadoni che in scivolata mette il pallone fuori, laterale per il quarto già battuta. Adesso Serginho va all'1 contro 1, arriva anche Rafinha, si ostacolano quasi i 2 compagni di squadra connazionale, ancora Rafinha col destro a lato. Rafinha che è italo-brasiliano da anni in Italia, ma chiaramente entrambi brasiliani di nascita. Davison, Deiana, viene chiesto il fallo da parte di Rafinha, tutto regolare.
C'è stato un body check qui fra i due, con ovviamente tifosi e panchina dell'Ussana che chiedevano il fallo. Sarebbe stato il stesso, quindi sarebbe stato tiro libero a una quarantina di secondi dall'intervallo. Ce ne sono ancora 33 da reggere senza commettere falli per le due squadre. Rimessa per Costa, va dietro da Serginho, vediamo se ci sarà un ultimo tentativo di una delle due squadre. Ci prova Rafinha, va con sinistro, la palla è sul fondo mentre Manuzzo la chiede ora all'altra parte. Attenzione qui a Rafinha che probabilmente prende il rosso, un fallo di reazione da parte di Rafinha, cambia la partita perché adesso dovrà giocare senza Rafinha per tutto il secondo tempo, il quarto. Una reazione dopo che il pallone era già uscito, e allora adesso si chiude il primo tempo 5 contro 4. Rosso diretto per Rafinha, rosso ingenuo da parte di un giocatore come lui, è caduto nel tranello. Qui intanto non se n'è ancora andato dal campo col frastuono da parte del Palacopron, soprattutto da parte dei tifosi dell'Ussana. È rimasto a terra il giocatore colpito, sia Davison, un duello tutto brasiliano con la reazione. Sono entrambi brasiliani, ma di certo non hanno fatto amicizia in questa circostanza. Ha pagato Rafinha che lascia adesso per la chiusura di questo primo tempo in 4 la sua squadra. Soprattutto Rafinha non potrà poi giocare tutta la ripresa. (27 secondi alla fine del primo tempo). Gol, pali, adesso anche un'espulsione. Il limite di falli per entrambe, davvero fin qui 19 minuti e 33 secondi in cui San Sebastiano Ussana e quarto non si sono fatte mancare nulla, e ci sarà ancora un secondo tempo più eventualmente i supplementari se dovesse finire in parità, di grandissima intensità, grandissima qualità e anche grandissima tensione, perché c'è in palio un trofeo. Adesso con l'uomo in più l'Ussana con Davison prova a giocarla anche se non c'è tantissimo tempo. Lo scambio ancora Davison, 13 alla fine, gioca su Saddi, poi l'apertura Curreli, Saddi guarda la porta, serve Cadoni, 4 alla fine, deve provare qualcosa, finisce il tempo, non c'è il tempo, è finito, si va al riposo con San Sebastiano 2 San Sebastiano Ussana 2, quarto 2 al vantaggio, al doppio vantaggio del quarto con Chichini e Rafinha. Ha risposto una doppiata di Davison, poi adesso l'espulsione a 27 secondi dall'intervallo di Rafinha. Per noi un attimo di pausa anche per riprendere fiato, perché sono stati 20 minuti eccezionali. Fra un po' il secondo tempo, sempre qui su Directa Sport e LN di Sardegna.
Bentornati dalla Palacopron di Sestu. È stato un gran primo tempo quello fra San Sebastiano Ussana e Quartu e adesso ci aspetta una ripresa di fuoco. 2-2 il punteggio, con Quartu che era andato in avanti con Chighini e Raffigna, poi la doppietta di Davison e adesso dovrà esserci ancora l'effetto dell'espulsione di Raffigna, che si è fatto espellere a 27 secondi dalla fine del primo tempo per un calcio rifilato in caduta a Davison. Quasi tutto pronto per l'inizio di questa ripresa, si attende l'ok da parte degli arbitri. Con ricordo, questa partita porta oltre alla Coppa anche la qualificazione alla fase nazionale, dove affronteranno una fra Heracles, Formia e Ardia, andata il 13 gennaio nel Lazio, ritorno il 13 febbraio, andata il 30 gennaio nel Lazio, ritorno il 13 febbraio per il primo turno. L'anno scorso chi ha vinto la Coppa Italia di C1 sia il Città di Cagliari, che aveva battuto peraltro esattamente un anno fa, il 7 di gennaio, l'Alghero per 9-7, ed è arrivata fino alla finale della fase nazionale perdendo 9-3 contro il Marsala. È iniziato il secondo tempo, ricordo ancora per 1 minuto e 33 dovrà giocare in 4 il quarto, un quarto che schiera con Deiden Porta, poi Costa, Cau e Serginio come unici di movimento all'inizio. Qui alla palla dentro col tentativo subito da parte dell'Ussana col numero 8 Deiana, che gioca come giocatore in movimento con Piras, Cadoni, anzi scusate, Piras, Saddi e Davison il portiere. Ovviamente Ferraro, che è stato grande protagonista per tenere il gol del quarto a 2, ha fatto diverse grandi parate. Qui il tiro da parte di Serginio sul fondo, scusate, da parte che chiaramente di Saddi sul fondo. Davison, Saddi, apertura per Deiano, 1 contro 1 con Costa. Se ne sta andando il primo minuto della ripresa, palla per Serginio, lunga. Ferraro in avanti, va via Saddi, chiuso bene, poi Serginio riparte 1 contro 2, cerca il numero Serginio, non gli riesce del tutto, ma arrivano comunque gli applausi. Serginio ancora sul fondo, la palla in campo, 1 contro 3 alla fine, rimessa per il quarto. Palla giocata fuori per Costa, all'indietro da Deiana, lanci in avanti dove però non c'è nessuno. Piras 1 contro 1 con Cau, palla dentro, non riesce a trovare il compagno sulla destra, però ancora Lussana con nuovamente Piras, palla dentro, chiede un tocco di mano, tutto regolare, mentre nel frattempo per il quarto è entrato anche Locci, palla qui in avanti per Cau, l'anticipo fondamentale di Saddi su Cau che stava presentando in area. Dicevo, nel frattempo è entrato anche Federico Locci nel quarto, che non aveva giocato nel corso del primo tempo. Cau ha giocato fuori per Serginio, va da solo, serve di nuovo Cau, c'è Locci sulla destra, visto servito, ancora Locci, fermato con la copertura di Davison prima e poi di Deiana, il fallo, palla lontana proprio su Deiana da parte di Locci, primo fallo di squadra in questo secondo tempo. Nel primo sono arrivate entrambe a quota 5 al limite per il tiro libero.
E ora si riparte con il conteggio. Davison contro Locci, fuori per Deiana, tiro deviato. Angolo per Lussana, mentre adesso sono finiti 2 minuti di inferiorità numerica, non ci sono stati gol, quindi il quarto è di nuovo in 5. Qui rischia di subire il fallo Costa, alla fine però è bravo a togliere la gamba a Saddi. Piras, qui palla giocata dentro da Deiana, recuperato Cau, c'è Serginho, è da solo, 1 contro 2, Serginho non riesce a sfondare. Buono il recupero qui da parte del Sessu, poi Ferraro guarda in avanti, poi tocca vicino per Davison, l'autore dei 2 gol, che però in questo caso ha sbagliato. Locci per Serginho, Cau, ancora Serginho, Costa va adesso con i 4 del movimento del quarto, ci prova Costa in azione personale, palla sul fondo. Davison per Piras, Cadoni avanti per Piras, gran palla, ed è fondamentale per parare, poi anche il rimpallo a favore, la rimessa è per il quarto, la stava andando a battere Piras, ma l'ultimo tocco sul rimpallo era stato il suo. Locci pressato da Cadoni, serve Costa, poi Cau sbaglia il tocco, ha recuperato Davison, va all'1 contro 1 proprio con Cau, all'indietro Cadoni, poi Piras contro Costa, se ne va Piras in bello stile e con il destro prende solo l'esterno della rete. Vicino al vantaggio comunque Lussana, che ha trovato anche una deviazione sul tiro di Piras, quindi angolo. Angolo adesso per Lussana con la battuta per Deiana, va alla copertura Serginho. Palla giocata con Cadoni, ancora Piras, va col destro! Si salva in qualche modo Deida, poi Serginho manda in avanti, la palla è rimasta in campo, allora la gioca Davison, va via Locci sulla destra, il pallone giocato per il sinistro sul fondo da parte di Deiana. Anche qui non c'è un attimo di pausa fra San Sebastiano, Lussana e Quartu. Fin qui davvero una grande finale, uno spettacolo degno di questo palcoscenico. Qui l'errore, stava rischiando tantissimo Manunza, già ripartito però il quarto con Locci. Locci non riesce a trovare Serginho, Manunza, Cau per Serginho, prova ad andare il brasiliano, cerca di far proseguire in mezzo a 3 per Manunza, recuperato però Lussana. Cadoni, Davison, c'è vicino a lui Cadoni, invece prova a fare tutto da solo il 4. Tocca dietro da Deiana che guarda la porta e con il sinistro manda alto, non di molto, sopra la traversa della porta difesa da Deida, che prima è stato fondamentale per negare il 3-2 a Piras. Serginho per Cau, Locci manda in avanti, però l'anticipo secco da parte di Cadoni su Manunza. È ripartito Locci, adesso va all'1 contro 1 con la copertura buona da parte di Saddi, poi Ferraro già ha fatto ripartire Davison, ma Saddi non riesce a tenere in campo il pallone. 4:28 se ne sono andati nel corso del secondo tempo, non si è ancora sbloccato il punteggio in questa ripresa dopo il 2-2 con cui si è andati al riposo. Cau all'indietro per Magia, poi il recupero di qui Saddi, poi palla all'indietro proprio per Saddi sul suggerimento di Curreli. Curreli sulla linea di fondo con Magia, riesce a guadagnare comunque l'angolo.
angolo che andrà a incaricarsi la battuta il numero 11 Rubens Cadoni. Palla giocata fuori sempre per Davison, uno sguardo in avanti, vuole fare tutto da solo il numero 4, non ha campo, prova comunque la conclusione con il tiro in porta respinto con i piedi da Deida. Ancora Ussana con Davison, pallone dentro, Saddi non può controllarlo. Magia, Serginho in avanti, troppo lungo il suggerimento dell'ex giocatore fra le altre del Cagliari, del Monastir. Curreli, Davison, adesso Cadoni, lo scambio, la palla giocata per Davison ma male, laterale per il quarto che prova a riaffacciarsi in avanti con Cau che gioca all'indietro per Capitan Magia, poi Serginho nuovamente per Cau, Serginho in avanti per Manuzza, il controllo sulle sue tracce, c'è Cadoni che è molto bravo a recuperare e anche a subire fallo, il fallo di Manuzza ai danni di Cadoni. Davison, stiamo arrivando alla fine del 6° minuto della ripresa con Lussana che adesso sta tenendo più palla rispetto al quarto in questo inizio di ripresa. Qui il recupero di Serginho su Saddi, tocca dietro da Magia, cerca di prendere il fallo, non c'è Manunza e alla fine gli viene dato tocco di mano da terra. Quindi la punizione per il quarto, la punizione ovviamente per Lussana, il terzo fallo da parte del quarto. Davison, Curreli non controlla, Magia per Serginho, poi Chighini prova ad andare via, il rinvio di Ferraro, palla che finisce sul fondo, riparte Magia, Chighini in avanti, il contrasto con Cadoni, poi Davison, ancora il 4 e l'11 in possesso. Nuovamente Davison contro Magia, prova ad andare via, il sinistro però è sul fondo con Deida. Qui buono il recupero per un attimo. Davison qui era riuscito a mettere una gran palla il numero 4 che davvero sta provando a trascinare Lussana, non solo per i 2 gol con cui ha rimontato il doppio vantaggio. Quell'errore, riparte Chighini, attenzione al quarto con Davison come sempre decisivo perché c'era Cau liberissimo sulla destra, poi recupero di Costa proprio su la giocata da parte di Saddi mentre era caduto Cau dall'altra parte, fase un po' confusa quella dell'ultimo minuto di gioco, tanto che Davison adesso dice il suo e di stare un attimo più calmi. Cadoni dietro proprio per Davison, palla giocata però non benissimo. Laterale qui adesso per Cau, ha servito Costa, prova a ripartire adesso il quarto con Magia, nuovamente l'ex giocatore della Leonardo. Cau, l'intervento deciso da parte di Curreli, irregolare con cenno di intesa fra i due. Costa, Chighini per Cau,
Magia per Costa, tiene in campo il pallone. Chigini manda sulla destra Magia, buono il controllo del capitano del quarto, la copertura da parte di Cadoni. Magia alla battuta che passa e Costa va a un passo dal gol del nuovo vantaggio del quarto. Con la battuta di destra è arrivato leggermente col baricentro basso, la palla si è alzata e non è riuscito a prendere lo specchio. Grande occasione qui per il quarto che si fa di nuovo vedere dalla parte di Ferraro dopo un periodo in cui era stata la formazione oggi in maglia blu celeste contro il quarto che, come vedete, con la maglia blu con le rifiniture verdi. Pallone giocato per Piras, l'anticipo di Costa mentre cade Ledda che è rientrato in campo per questa ripresa, il capitano del Lussana. Sarà rimessa però per Costa, ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo. Col pallone giocato in avanti da Costa. Ferraro, Ledda. Palla giocata qui da... il tiro e la parata di Deida, poi Piras sul fondo, era stato bravissimo Deida sul primo tentativo da parte di Saddi. C'è anche il time out, anzi no, era semplicemente un richiamo da parte del pubblico, ovviamente nessun time out. Si prosegue, ricordo i time out ce l'hanno ancora entrambe le squadre. Qui la conclusione di Deiana ribattuta con Cadoni che lascia sfilare il pallone. Palla giocata su Deiana, scambiano l'11 e l'8, ancora Deiana, poi Ledda all'indietro da Ferraro, guarda in avanti Ferraro, lancio lungo con Deida che non ha problemi a controllare il pallone. Cau, Costa, sulle sue tracce c'è Deiana, arriva vicino anche Cadoni, poi Cau manda sulla destra Chigini, l'autore del gol del vantaggio, il gol che ha sbloccato la partita. Poi c'è il fallo su Chigini da parte di Cadoni, punizione, la prima scorrettezza da parte del Lussana in questo secondo tempo. Sono Sergino con il destro, Chigini con il sinistro per la battuta di questa punizione. Stiamo arrivando a metà della ripresa con Chigini che si sposta, allora va Sergino, battuta forte e Ferraro respinge. Cau, il controllo, c'è Davison che lo anticipa, poi Sergino ancora per Chigini, va col destro, la palla termina larga abbastanza sulla conclusione del numero 81. Davison riparte Lussana adesso con Piras, vuole fare tutto da solo, subentra Deiana che poi dà all'indietro a Davison. Davison in avanti, cercava nuovamente Piras, la deviazione di Chigini laterale per la squadra di Calabretta con Davison che ha servito Piras. L'1 contro 1 con Costa, se ne va Piras, palla sul destro, Piras però la conclusione, la copertura di Kauma ancora Lussana con Ledda per Davison, la gran parata con i piedi da parte di Deiana, evita il gol del 3-2, evita la tripletta a Davison e angolo solo per Lussana che adesso ci sta provando con grande determinazione per riuscire a capovolgere l'incontro che, vi ricordo, vedeva il quarto avanti di 2 gol nel corso del primo tempo. Qui ha recuperato Costa, può ripartire il quarto con Sergino, si ferma 1 contro 2, Sergino diventano 3, li salta, tiene il pallone, poi sbaglia però la cosa più facile, ossia il passaggio all'indirizzo di Cau con laterale qui per Ledda, giocato dietro per Davison, va via da solo Davison sulla fascia, cerca di saltare l'avversario, Deida alla fine spazza il pallone
che finisce sugli spalti del Palacopro, poi viene reso a Ferraro. La battuta di questa rimessa ovviamente non andrà a lui. 9:38 alla fine dei tempi regolamentari. Poi nel caso se dovesse rimanere la parità si continua. Intanto qui Davison va allo scambio, serve poi Ferraro sulle sue tracce, c'è Serginho che mette in movimento Deiana. Davison, Ledda, Piras ancora per Ledda, buona qui la giocata con la copertura da parte di Chigini, viene dato il fallo e il cartellino anche per Chigini che era già stato ammonito nel corso del primo tempo dopo il gol. Seconda espulsione per il Quartu. La partita adesso vede 2 giocatori in meno fra quelli a disposizione scusate, di Massimo Diana. Altri 2 minuti aveva segnalato un intervento sul pallone Chigini, infatti va a protestare all'inizio del primo arbitro. Secondo cartellino. E allora a 9:20 dalla fine nuovamente la superiorità nel corso del secondo tempo. Si andrà a meno di gol con 5 giocatori per Lussana e 4 per il Quartu fino a 7:20 dalla fine di questa ripresa. Grosse proteste qui, chiedevano l'intervento sul pallone da parte di Filippo Chigini, che aveva cominciato la partita con il gol del vantaggio e poi l'ha chiusa con questa espulsione all'11° minuto del secondo tempo. E adesso rimangono Costa, Serginho e Cau con Deida, gli stessi che avevano iniziato la ripresa, perché ricordo era stato espulso Rafinha all'ultimo minuto del primo tempo. Cadoni per Saddi, prova a far valere l'uomo in più adesso. Piras va col destro, copre Cau che chiude le gambe per evitare che il pallone gli passi sotto. Ancora Ussana sta facendo la partita in questa ripresa, non solo per aver giocato 2 frangenti con l'uomo in più. Saddi per Cadoni, ancora Saddi. Davison, nuovamente Saddi, guarda col sinistro alla porta, non la trova, non di molto. Lancio in avanti per Serginho, prova ad alleggerire un po' la situazione. Serginho va alla bandierina per far passare secondi, viene recuperato, però poi viene segnalata una gomitata da parte di Serginho, giallo. Segnalato un colpo di Serginho che va anche a protestare all'indirizzo dell'arbitro a 8:19 dalla fine. Il quinto fallo del Quartu. Ricordo intanto c'è ammonizione anche per il tecnico, dicevo, ricordo gli ammoniti visto che Chigini è già stato espulso, così come Rafinha sono stati ammoniti, oltre a Serginho adesso anche Cau e Deida nel Quartu, mentre nell'Ussana hanno visto il giallo Ledda e Mereu, entrambi nel primo tempo. Quindi un fallo per Lussana, 5 per il Quartu. Quartu non ne ha più, altrimenti tiro libero. Lussana invece ancora tranquillo, qui la giocata e Cau salva, arriva Davison, deve spazzare Cau. Davison per Saddi, il tocco all'indietro verso Davison, poi ancora Saddi sulla destra per Deiana, prova a coprirsi il Quartu in questi ultimi secondi con l'uomo in meno. La chiusura di Costa, sono ancora 24 secondi in 4, si va fino a meno 7:20. Adesso ci prova anche Ferraro che è salito,
giocata di Saddi, poi il tiro, ancora Cau a salvare praticamente sulla linea di porta. Qui la giocata fuori per Saddi, già battuta con Davison, va sul sinistro Saddi, Deida la parata e poi fondamentale ancora su Deiana. Attenzione qui però a Davison, è pronto a entrare Locci, la conclusione della deviazione, l'angolo può rientrare, adesso il quinto uomo del Locci è già rientrato. Serginio stava urlando alla panchina, non si era reso conto che aveva il suo compagno, il quinto, dietro di sé. Quindi adesso si gioca nuovamente in 5 con Deida che però è rimasto dolorante a terra dopo aver fatto un'altra ottima parata di questa ripresa. Nel primo tempo era stato Ferraro il protagonista fra i pali, adesso è stato indiscutibilmente Deida in questo secondo tempo. C'è un attimo da aspettare prima di riprendere il gioco. Si può ripartire con l'angolo battuto dietro per Davison, il controllo con il destro, la palla giocata in direzione di Deiana, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia bianca, quindi ancora possesso, adesso però non più 5 contro 4 ma 5 contro 5. Deiana col sinistro, la copertura di Locci che poi prova a lanciarsi da solo, chiude Cadoni dall'indietro a Ferraro che lancia all'indirizzo di Davison, cerca con un'acrobazia di tenere in campo il pallone, mentre nel frattempo adesso sì che arriva la segnalazione di un time out ma chiamato dal quarto. Per noi un attimo di pausa, ci sentiamo fra poco. Bentornati in diretta dal Palacopron, stiamo seguendo gli ultimi 6 minuti e 58 secondi della finale della Coppa Italia della Serie C1 maschile di calcio a 5 e ancora 2-2 fra San Sebastiano Ussan e Quartu, match che, ricordo, se non avrà un vincitore entro questi 7 minuti porterà 2 tempi supplementari da 5, con la difficoltà per il Quartu che non si azzera nei tiri liberi e quindi non ne può più fare altri di falli. Ferraro qui per Cadoni, in avanti Ledda con la palla che viene lasciata scorrere. Ricordo poi il calcio di inizio alle 19:15 dell'altra finale, ma prima ci sarà ovviamente alla fine di questa anche la premiazione. Locci, Serginio dentro per Cau, la copertura di Ledda, poi il pallone ha toccato il tetto del Palacopron, quindi è rimessa laterale. Va Locci a battere questa rimessa, toccato per Cau che prova ad andare via, il rimpallo però non lo favorisce. Va dal fondo Ferraro con la mano, ha lanciato in avanti la copertura di Costa, poi Locci, sulle sue tracce c'era Cadoni, la rimessa è sua.
Allora Davison per Ledda, copertura di Serginho che è uno dei tanti ammoniti. Cadoni, adesso Ledda dietro da Davison per Cadoni, il tentativo di 1-2 che non si è chiuso, ma la possibilità ancora per Saddi, perché la rimessa è sua, praticamente non se n'era accorto. Gianmarco Saddi, ricordo 29 gol nella scorsa stagione, 12 in campionato, di cui 2 nella precedente partita fra Ussana e Quartu. Qui il tiro, la parata sul tentativo di Davison, ha respinto Deida. Davison per Saddi, 1 contro 1 con Locci, cerca di saltarlo sullo scatto, non ci riesce. Copertura comunque ancora Ussana. Questo secondo tempo ha tenuto molto meglio il campo rispetto al Quartu. Poi Davison, il tiro, la copertura, riparte il Quartu, qui va con Cau, 1 contro 1 con Ledda, ancora Cau, prova a mettere in mezzo, non trova né un compagno nella porta, rimessa al fondo per Ferraro, già battuta con Locci, può diventare buona per Cadoni che scivola, poi Deida va anche in anticipo, mentre è rimasto a terra con i crampi Cau. E va Ferraro, il suo ex compagno fino all'anno scorso qui a Sestu. Nel frattempo nella San Sebastiano Ussana sta rientrando Roberto Mereu, quindi ora Davison col 4, Ledda col 5, Mereu col 9, Saddi col 10 più Ferraro col 26 per l'Ussana, mentre in campo col 5 Serginio, col 10 Manunza, col 12 Locci, col 41 Costa più il portiere col numero 1 Deida. Questo è il riepilogo di come le squadre andranno a riprendere il gioco con questa rimessa fatta da Serginio per Costa. 5-10 alla fine dei tempi regolamentari e ora bisogna iniziare a dirlo. Manunza, Locci dietro da Deida, pallone in avanti, non trova però Manunza. Ferraro in avanti, non riesce a innescare Mereu. Lancio con il recupero di Manunza su Ledda solo per un attimo, poi Locci riparte da dietro da Costa. Costa contro Mereu, va via Costa, lo chiude Davison, l'ultimo tocco è del numero 4 in maglia blu celeste, laterale per il Quartu con Serginio, deviazione ancora con la squadra di Massimo Diana che rimane comunque in attacco. Pallone di Serginio per la battuta di controbalzo da parte di Costa, ha chiuso molto bene Ledda, ma Quartu che adesso nell'ultimo minuto sta provando a rimanere in attacco. Serginio scodella in avanti, poi la chiusura, il rilancio sul fondo veramente di un nulla, ha guardato il tentativo di Saddi. Qui poi il fallo da parte di Ledda, punizione e anche ennesimo cartellino di questa partita e di Ledda che era già stato ammonito nel corso del primo tempo. E allora adesso i 2 minuti di superiorità numerica sono per il Quartu. Espulso Oscar Ledda, nuovo ribaltone di questa partita che sta dando davvero un infinito numero di emozioni. Era stato ammonito dopo 4 minuti e 47 del primo tempo. Oscar Ledda chiude la sua partita a 4:22 dalla fine
Quindi adesso rimangono in 4, quindi rimangono Davison, Saddi e Deiana di movimento per Lussana con Ferraro in porta per il momento. Sono in 5, anzi no, non è Deiana, è Perra. Sono in 5 adesso i giocatori del quarto fino a meno 2,22. Cau va col destro, la copertura di Davison. Manunza per battere questo angolo. Palla giocata fuori all'indietro per Serginho. Va in ampiezza adesso il quarto. Cau per Serginho. Nuovamente Cau. Si chiude Lussana. Serginho guarda la porta, serve Cau, arma il destro. Copertura di Davison. Riparte ancora il quarto. Cau guarda Manunza, poi serve Serginho. Ci sono in 2 col colpo di testa alla rete, ha segnato Manunza il gol del 3-2. Andrea Manunza riporta in vantaggio il quarto a 3 minuti e 41 dalla fine dei tempi regolamentari. Nuovo vantaggio della formazione di Diana dopo che la San Sebastiano Lussana aveva ripreso la partita nel corso del primo tempo. È il primo gol di questa ripresa ed è un gol fondamentale quello di Manunza. Viene anche lui ammonito perché anche lui è andato a saltare alla ringhiera. Colpo di testa anche qui intanto Cau, espulso Cau, terza espulsione di questa partita. Nuova espulsione per il sta succedendo di tutto qua al Palacopron. Espulso anche Cau. Ha ammonito Manunza, ha espulso Cau. Manunza non era ammonito, non sono più tanti i giocatori non ammoniti. Dunque bisogna fare un po' di ordine perché adesso torna in 5 ovviamente Lussana, ma resta in 4 il quarto fino a 1,41. Finale pazzesca. Qui ovviamente adesso il pubblico di entrambe le tifoserie sta impazzendo o all'indirizzo della... C'è anche il time out, ci fermiamo un attimo. Così per partecipare ai campionati che organizziamo. Bentornati dal Palacopron, 3:41 alla fine, nuova svolta della partita col vantaggio del quarto che però adesso deve giocare nuovamente in inferiorità numerica. Terzo giocatore espulso per il quarto dopo l'espulsione del primo tempo di Rafinha, l'espulsione prima di Chichini, adesso anche l'espulsione di Cau. E quindi nuovo vantaggio numerico per Lussana che però adesso è sotto di un gol dopo che invece il quarto ha sfruttato al meglio la sua superiorità numerica. Per il rosso Alledda Saddi, Davison contro Serginho, ancora Saddi, prepara il sinistro, la ribattuta, salvataggio miracoloso, Davison sul fondo. Occasionissima per Davison, per la tripletta, per il pareggio.
Intanto Serginio con un numero da terra è riuscito a mantenere il pallone. Attenzione al fallo e il sesto tiro libero per il San Sebastiano Ussana. Sta succedendo veramente di tutto in questa partita e adesso la possibilità del pareggio per il team di Calabretta. Sta impazzendo la panchina adesso, con Manuzza che deve stare attento perché anche lui è già ammonito. Tiro libero per il sesto fallo da parte del quarto, tiro libero per la San Sebastiano Ussana. Andrà Piras contro Deiana per provare a rimettere in parità l'incontro per la seconda volta. Sono le urla da parte del pubblico che ha riempito il Palacopron per questo tentativo di trasformazione del tiro libero. Sono ancora a attendere un attimo prima della battuta. Occasione per il 3-3 per Alex Piras. Ha fischiato l'arbitro, tutto pronto, va Piras con il destro, la battuta sul fondo, ha sbagliato Alex Piras contro Deida, poi va anche a dirgli qualcosa e a spingerlo. Momento nuovamente di tensione, con adesso anche il crono che va a dire qualcosa. Si deve ribattere, bisogna ribattere. Incredibile quello che sta succedendo qua. Bisogna ribattere il tiro libero che Piras aveva sbagliato. Le proteste da parte di Locci. Bisogna ribattere questo tiro libero, quindi ancora tutto in discussione dopo il fallo di Serginio, il sesto del quarto. Ricordo sono due i falli dell'Ussana, quindi di nuovo come se non fosse successo nulla poco fa. Piras contro Deida, 3-11 alla fine del secondo tempo, può rimettersi in parità la San Sebastiano Ussana. Tutto pronto per la battuta. C'è un frastuono pazzesco qua al Palacopron, di nuovo fischia l'arbitro, va di nuovo Piras contro Deida, stavolta segna, ha pareggiato la San Sebastiano Ussana a 3 minuti e 10 dalla fine, con Alex Piras il suo bomber mette a referto anche in questa partita e riporta nuovamente l'incontro in parità. A 50, è durato 31 secondi il vantaggio, mentre adesso c'è anche una discussione fra la panchina dell'Ussana e qualche dirigente del quarto. E adesso nuovamente momento di nervosismo, con gli arbitri che devono calmare la situazione. Entra in campo anche il commissario. Sta succedendo di tutto, stanno portando via dirigenti che stanno praticamente litigando alla vetrata. Partita in questo momento è bloccata, ovviamente si ripartirà a 3 minuti e 10 alla fine, nuovamente 5 contro 5 dopo il gol, nuovamente in parità. Non finisce mai questa partita e potrebbe davvero non finire, perché se fra 3 e 10 sarà ancora parità se andare ai supplementari. Quindi adesso si riparte con Ussana in 5 e quarto in 5. Veramente emozioni a non finire. L'arbitro pretende ovviamente giustamente che ritorni la calma in campo. Adesso bisogna chiaramente pretendere adesso un attimo di tranquillità che non c'è stata negli ultimi minuti, che sono stati
veramente molto tesi. Sono ancora discussioni con la panchina, non mi pare siano stati estratti altri cartellini. Adesso l'incitamento da parte del pubblico di entrambe le fazioni. Dopo un momento di discussione adesso finalmente si torna a una situazione più tranquilla, ma con gol del 3-3 di Alex Piras dal tiro libero che ha rimesso in parità l'incontro. Veramente una finale eccezionale quella che stiamo vivendo qui alla Palacopron, e ricordo ancora una volta non è finita, perché fra un'ora ci sarà la finale femminile fra Cuscagliere e Monastir, sempre che questa finisca prima, perché altrimenti bisogna posticiparla di qualche minuto. Non si è ancora ripreso il gioco, stanno segnalando situazioni di terreno da asciugare. Nel frattempo è stato espulso anche Manunza. È stato espulso Manunza, ma era in panchina, quindi adesso 4 espulsi. Il conto disciplinare per il giudice sportivo non sarà semplice. Quarto espulso per il Quartu. Resta con 8 giocatori a disposizione Massimo Diana per questi ultimi 3-10 più gli eventuali supplementari. L'espulso è 1, Oscar Ledda per la San Sebastiano Ussana. Non si gioca ancora, la partita è sospesa praticamente da una decina di minuti, perché fra le discussioni alle panchine, la pulizia del campo, infatti le due squadre stanno approfittando praticamente per riscaldarsi di nuovo. Forse fra poco si può riprendere a giocare, se non altro le due squadre hanno avuto il tempo per riprendere un po' di energie, perché l'intensità messa nei 37 minuti giocati finora è stata veramente encomiabile. C'è stata veramente una grandissima qualità in questa finale, nervosismo, intensità, ma anche giocate di classe, anche grandi gol. E adesso il problema è che il parquet non è ancora asciutto del Palacopron, e quindi stanno agendo non più solo con lo spazzolone, ma anche addirittura con la carta per pulire. Non si riparte ancora, noi ci fermiamo un attimo, riprendiamo quando sarà definita la ripartenza. Sempre, come al solito.
È ripresa la finale, 3 minuti, gli ultimi 3 minuti del secondo tempo di San Sebastiano Ussana Quartu. Si è tornati in parità dopo il tiro libero trasformato al secondo tentativo da Piras. 5 contro 5, ma con un'infinità di espulsioni. Mentre nel frattempo stanno arrivando anche le squadre del Cuscagliere e del Monastir che giocheranno dopo. Davison con i fischi da parte del tifo del Quartu e l'incitamento di quello dell'Ussana. Qui la conclusione deviata da parte di Saddi, dei da terra. Il fallo qui da parte di Davison, è ancora tranquillo il numero 4 in quanto a falli cumulativi di squadra, perché è il terzo dell'Ussana, mentre ha già sforato il Quartu. C'è ancora tempo per avere un vincitore nei tempi regolamentari. 2:15, ci prova adesso l'Ussana con Piras, palla dentro, la gran copertura da parte di Serginio che poi riparte in solitaria. C'è Magia vicino, non può fare fallo Serginio, altrimenti sarebbe nuovo tiro libero. Buono il recupero di Costa qui su Saddi, se ne va via Cadoni che lo trattiene e allora arriverà anche la munizione per Ruben Scadoni. Non era stato ammonito e non è facile tenere il computo dei cartellini, perché adesso praticamente tutti sono stati ammoniti. Comunque giallo a 1 minuto e 58 dalla fine. Ammonito anche Ruben Scadoni, l'altro ammonito nell'Ussana è Roberto Meu, mentre è stato espulso per doppio giallo Oscar Ledda. Nel Quartu sono stati ammoniti e sono ancora a rischio secondo giallo Lorenzo Deida e Serginio, mentre è pronto poi Serginio a battere, palla che si finisce sul fondo. Per completare la situazione disciplinare sono stati espulsi Chighini, Manunza, Cau e Rafinha per il Quartu. Davison avanza, supera la linea di centrocampo, 1 contro 1, ancora Davison, la copertura, poi Serginio, palla giocata su Piras, autore del 3-3, Cadoni, nuovamente per Piras adesso, Davison, Cadoni, ancora Davison, fa passare secondi qui il Quartu con l'Ussana in possesso con Saddi, palla che finisce sul fondo, 1-13. Poi se non ci sarà un vincitore si andrà ai supplementari. Qui sbagliano Deid e Magia, non si sono capiti. Cadoni per Piras, Piras la palla sul destro, apre per Cadoni, troppo a lungo, sbagliata anche quella giocata e forse adesso le due squadre un attimo stanno anche rifiatando dopo 39 minuti pazzeschi. Costa per Serginio, Serginio prova ad andare, Cergiolas, Serginio ancora, va al tiro, direzione, angolo, quando mancano 52 secondi alla fine. Serginio ha qualcosa da dire all'arbitro, non è stata una partita facile anche per gli arbitri. Serginio, palla dentro su Magia, la copertura, ancora Serginio, fuori per Costa, campo di spazio, ci prova, direzione di Cadoni, poi Argiolas di testa per Serginio che prova ad andare, non ci riesce, va via Piras, va da solo Piras con la gran copertura di Costa. Ottima la chiusura qui da parte di Alessandro Costa, rimessa per l'Ussana. ...41 secondi, poi o c'è un campione o ci sono i supplementari. Che palla dentro, deviazione e palla no, palla per il Quartu. Con Magia che va da Argiolas, sbaglia però, regala palla a Piras, può calciare! La parata di Deide in 2 tempi. Ha provato a vincerla lui, Alex Piras, non ci è andato molto lontano. Costa per Serginio,
Argiolas prova ad andare via l'altro numero 8, Deiana lo chiude, la rimessa è per il quarto, 18 secondi, forse c'è tempo per un'altra azione. Serginho per Costa, Currelli sulle sue tracce, alza il pallone Costa, Serginho con la copertura che arriva da parte di Saddi. 9 secondi alla fine, o c'è un gol o c'è il supplementare. Serginho fuori, conclusione da parte di Costa, ribattuta da Currelli, ancora Quartu. Serginho, 7 secondi dice il cronometro. Costa avanza, tiene palla, prova il tiro, la parata di Ferraro, e allora questa partita non è finita, si prosegue, si va coi tempi supplementari. Tempi supplementari per trovare il vincitore. 2 tempi supplementari e 5 minuti ciascuno. E noi Ai tempi allora supplementari, 2 tempi da 5 minuti effettivi. ci sentiamo fra poco. C'è ancora da giocare qui al Palacopron del Sesto per questa bellissima finale della Coppa Italia Serie C1 maschile fra San Sebastiano Ussana e Quartu.
3-3 al termine dei tempi regolamentari. Adesso si riparte col primo supplementare da 5 minuti. Ricordo, non sono azzerati in questo caso i falli cumulativi, quindi 4 falli per Lussana, 6 falli per il quarto, che già ha avuto un tiro libero contro, quello che ha portato al 3-3. Si è ripartiti con Deida in porta, Costa, Serginho, Argiolas e Magia per il quarto, mentre sono in campo Ferraro in porta per Lussana con Davison, Curreli, Perra e Deiana. Serginho 1 contro 2, lo ferma molto bene Perra, che poi cerca di far ripartire Curreli. L'intervento di Costa, subentra Magia, lo scambio con Serginho, avanza il brasiliano, tocca sulla destra per Costa che ha un po' di campo da prendersi, lo fa servendo nuovamente Serginho. Serginho con Magia, Magia per Argiolas contro Davison. Palla giocata adesso in direzione di Serginho, sinistro deviato, mette un po' in difficoltà Ferraro, che deve impegnarsi per mandare comunque il pallone sul fondo. La palla dentro la copertura di Davison, il tiro al volo da parte di Magia sul fondo. Davison adesso per Curreli, ancora Davison, va sul destro, lo chiude bene Argiolas, poi Magia recupera Deiana, all'indietro per Perra. Ferraro ancora per Perra, palla giocata sulla sinistra per Giacomo Curreli, cerca di saltare Costa, se ne va via bene Curreli, poi cade, non aveva più il contatto col terreno. Magia, Serginho in avanti, buono il pallone per Argiolas, il sinistro, fuori di poco, si fa vedere Argiolas. A 3:14 alla fine del primo supplementare viene chiesta una deviazione che viene accordata al quarto, quindi angolo per Serginho. No, bisogna aspettare un attimo. Ok, adesso si può andare con Serginho dietro da Costa dopo il tocco di Magia, poi Argiolas per Serginho, 1 contro 1 con Perra, va Serginho, adesso sono in 2, Serginho è chiuso ma tiene il pallone, lo gioca su Costa, poi Magia nuovamente per Costa, Serginho contro Perra, va Serginho in mezzo a 3, servizio di nuovo, non passa il pallone, chiede anche un fallo Serginho, l'arbitro non è del stesso avviso, con Perra che va alla rimessa, servizio Davison, 2:47 alla fine del primo supplementare. Curreli, Davison, ancora gioca adesso Lussana qui con Curreli, dentro lo scambio, era riuscito bene l'1-2 con Deiana, poi Costa va via, non a Davison che lo recupera, c'è libero Deiana, servito sulla destra, va col sinistro deviato da Serginho, angolo, ha rischiato qui il quarto sulla deviazione di Serginho, deve concedere l'angolo ma il male è minore. Angolo per Lussana, battuto fuori da Perra per Davison, poi il controllo, l'appoggio su per lo scarico, ancora Deiana, il tiro, deviazione con la mano, no, secondo l'arbitro tutto regolare, non viene concesso il rigore, poi adesso il tocco di mano, sì, il fallo di mano da parte di Deiana, adesso a protestare Lussana che voleva il precedente fallo di mano da parte di Costa, non c'è il fallo di Deiana e il quinto cumulativo, adesso non ne ha più nemmeno Lussana, da adesso ogni fallo porta un tiro libero e ricordo proprio con un tiro libero, quello di Piras, è arrivato il momentaneo 3-3. Costa ai crampi,
Costa i crampi, quindi partita di nuovo ferma con adesso però è tutto quasi pronto per la ripresa del gioco a 1:58 dalla fine del primo supplementare. Si riparte. Serginho sbaglia però qui la direzione, raro errore di Serginho soprattutto di questo tipo. 1:52 ancora per questo primo supplementare. Perra per poi adesso va via Curreli con la chiusura di Costa. Locci 1 contro 1 con Davison, arriva anche Curreli, tocca dietro da Costa, poi Magia per Serginho, Locci nuovamente Serginho che sbaglia, ha recuperato Lussana con Saddi che ha servito Curreli, dentro il pallone per Davison, nuovamente Curreli, tira di punta, deviazione di Costa, angolo a 1:19 dalla fine. Sarà Davison a battere questo ennesimo angolo. Palla fuori, c'è libero, Saddi! Sinistro alto. Non è riuscito a inquadrare la porta, però bella soluzione, bel tentativo al volo da parte di Gianmarco Saddi. Va Deida, però troppo lungo il rinvio del portiere del Quartu. Davison per Curreli, ancora Davison, Perra, Davison, Curreli, cerca la giocata, non si chiude con Saddi, la rimessa è per Lussana. Nel frattempo è entrato anche Casponi nel quarto, credo che sia nei primi minuti che fa. Qui liberato bene, Saddi ha segnato la San Sebastiano Ussana a 40 secondi dalla fine del primo tempo supplementare con Gianmarco Saddi. 4-3 mette avanti per la prima volta in questa partita l'Ussana, un gol che potrebbe essere decisivo. A 4:20 del primo supplementare Gianmarco Saddi ha portato avanti la San Sebastiano Ussana, era avanti 2-0 il quarto, poi 3-2 e adesso si trova sotto. Portiere in movimento, va Serginho, portiere in movimento. Abbiamo, ecco, mancava una cosa a questa partita, era il portiere in movimento. Serginho, portiere in movimento con Argiolas, Costa, Locci e Casponi come compagni. Locci dentro, Ferraro salva, la porta è vuota, subentra Argiolas, chiede un tocco di mano, tutto regolare, si gioca dietro da Serginho che può toccare il pallone. Costa non deve sbagliare lì, sono 13 secondi intanto. Va Serginho, non tira, serve Costa, calcia lui, chiude Saddi dopo il gol. Costa per Serginho, dentro, liberato, ancora possibilità, ma non c'è più tempo, si va ancora un altro supplementare con ancora 5 minuti di partita. Adesso sono 5 minuti per Lussana per tenere il vantaggio, con il quarto che invece per la prima volta deve inseguire.
Ricordo, Lussana 2 anni fa era arrivato in finale contro l'Alghero, aveva perso 4-2. Il 15 febbraio del 2022 ha segnato anche lì Piras, mentre l'anno scorso la Coppa Italia della C1 l'aveva vinta il Città di Cagliari, che poi è arrivato fino alla finale nazionale, persa 9-7 contro il Marsala, 9-3 scusate, contro il Marsala, mentre il Quartu ha vinto Serie D e Coppa Italia nella stagione 2021-2022, Serie C2 e Coppa Italia nella stagione 2022-2023 e adesso prova a ottenere il terzo successo di fila. Quasi tutto pronto per l'ultimo tempo. Quasi tutto pronto per cominciare per l'ultimo tempo di questa partita. Poi, se non ci sarà un vincitore ai rigori, ultimi 5 minuti con Lussana che adesso gestisce per la prima volta il vantaggio. Davison dietro da Ferraro, che è stato grande protagonista fin dalle prime battute. Colpo di testa di Casponi, deve concedere l'angolo. Angolo quindi per Lussana. Palla giocata fuori per Saddi, poi Davison. Casponi è toccato, il pallone è uscito di pochissimo. Saddi, Davison, ancora Saddi, nuovamente per Davison, scambiano il 4 e il 10. Perra per Davison, tiene palla, prova ad andarsene, supera Costa, palla dentro, la possibilità, Deida ha salvato, ha evitato il gol del 5-3 il portiere del Quartu. Poi adesso Costa gioca fuori, nuovamente Costa sulla destra per Casponi, se ne va via, non riesce a tenere il pallone. Rimessa per Lussana. C'è adesso una nuova contestazione in campo da parte di Ferraro, mentre esce Casponi. Intanto Mere 1 contro 2 con Costa e Magia. Mereu tiene il pallone lì. Serginio di nuovo a partire in movimento. Quindi Serginio ha la maglia turchese, lo vedete in fondo col numero 5. Eccolo che riceve il pallone da Costa, lo scambio ancora Alessandro Costa, nuovamente per Serginio. Il brasiliano serve il giocatore ex della Leonardo, tocco l'1-2, Locci va dietro da Costa, Serginio sbaglia la giocata per Magia. Ferraro, lancio in avanti, sembra un po' troppo lungo, non può raccogliere Mereu e allora Serginio nuovamente va a superare la metà campo per ricevere. Costa per Locci, c'è ancora Costa, Serginio nuovamente per Costa, Magia per Serginio, Costa, Serginio, 3 minuti alla fine della partita. Magia ci arriva dalla parte opposta, Serginio invece riceve palla, lo gioca vicino da Costa, non può rischiare non essendoci il portiere in porta. Costa, Locci prova la conclusione, la parata di Ferraro, può calciare, non mette troppa forza Gianmarco Ferraro.
E allora si riparte con Costa, nuovamente per Serginho che rende al 41, poi Locci. Costa, 2:30 alla fine, se n'è andata la prima metà di questo secondo supplementare. Serginho per Costa, Argiolas prova a saltare l'uomo, poi il rimpallo, evita il rilancio con la porta vuota ovviamente Argiolas. Il rilancio lo fa Ferraro col buon controllo di Mereu che tiene palle, questo è importante per Lussana, va addirittura al tiro, la parata di Serginho, mancava fare il portiere a Serginho e parare dopo aver fatto tante cose buone nella sua partita. Dato lo scambio, Davison tiene palla, gioca all'indietro su Ferraro, fa passare secondi Lussana adesso avendo vantaggio di un gol col cronometro che ora può essere amico della squadra di Calabretta. Costa per Magia, Serginho guarda anche il cronometro, Serginho è una cosa da tenere in grande considerazione. Locci, Argiolas, visto e servito ancora per Locci, vuole andare su Serginho, ci riesce, poi il controllo di Argiolas, Serginho dentro per Locci, non riesce a calciare, la porta è vuota, Davison non calcia, tiene palla, tiene il possesso, va a passare secondi, preferisce questa strada, va da Perra, poi Deiana, giocata in avanti per Mereu contro Costa, spalle alla porta, arrivano in due adesso a chiuderlo, la copertura ma la rimessa del Lussana e qui rischia il cartellino giallo anche Argiolas, non gli viene dato. Argiolas che è fra i pochi non ammoniti. Davison 1:08 alla fine. Deiana dietro per Davison, Perra dietro da Ferraro, tiene palla il Lussana quando inizia l'ultimo minuto di partita, palla per Mereu, riesce a controllare, la manda fuori, la rimessa è per il quarto, deve affrettarsi se vuole provare ad avere l'occasione per rimettere in parità il punteggio, era stata avanti 2-0 prima, poi 3-2 la formazione di Diana, adesso è sotto con Argiolas che era riuscita ad andare via, Davison che forse si è anche fatto male. Pallone è finito sul fondo, palla ancora del Lussana, Davison per Deiana contro Magia, non riesce ad andarsene, c'è Costa, forse c'è tempo ancora per un'ultima azione, la palla è uscita, non è fallo, è rimessa anche perché se no sarebbe stato tiro libero. Serginho, Costa ancora per Serginho, Costa ancora, prova il tiro, Murato ci riprova Magia, nuovamente per Serginho, gli ultimi 20 secondi, tiro ribattuto, il rilancio di Davison, ha chiuso la partita Davison con un gol eccezionale quasi dalla sua area di rigore, 5-3 per il San Sebastiano Lussana che adesso vede a un passo la Coppa Italia di Serie C1. Un gol eccezionale dell'uomo del match, tripletta per Davison, adesso è impazzito il pubblico di Fede Ussanese, tripletta di Davison, poi il gol da parte di Piras per il pareggio e di Saddi per il 4-3 e adesso con 10 secondi non ha più speranze il quarto che se l'è giocata molto bene ma che si è dovuto ancora arrendere alla San Sebastiano Ussana che finisce addirittura quasi dal 6-3 di Ferraro, ma è finita qui, la San Sebastiano Ussana vince la Coppa Italia di Serie C1, batte 5-3 ai tempi supplementari il quarto al termine di una partita spettacolare, la prima delle due finali di oggi di Coppa Italia regionale, perché adesso ovviamente non inizierà subito alle 19:15 ma con qualche minuto di ritardo ci sarà anche Cus Monastir e adesso rimaniamo in diretta perché andiamo per le interviste in campo con i protagonisti di questo match che ha visto il quarto andare avanti di 2 gol, poi il pareggio
da parte della San Sebastiano Ussana, nuovo vantaggio del quarto, poi il ribaltone da 2-3 a 5-3. Adesso qua il delirio da parte dei tifosi dell'Ussana, che andrà a fare la fase nazionale. Le date del primo turno 30 dicembre, 30 gennaio e 13 febbraio, mentre arriva anche qualche tifoso che probabilmente avete sentito. Il saluto intanto delle due squadre che hanno dato vita a un match bellissimo, nonché intensissimo. E adesso fra poco sentiremo anche i protagonisti di questo match. Una partita davvero dalle 1000 emozioni. Fra poco anche la premiazione, sempre in diretta, con una partita. Adesso vediamo se riusciamo a sentire Davison. Vanno a festeggiare i giocatori del San Sebastiano Ussana con i propri tifosi. Chiami Oscar. Non mi sono ritirato. Adesso proviamo a intervistare Oscar Ledda, capitano della San Sebastiano Ussana. Stavi dicendo, 2 anni fa avevi detto di ritirarti, adesso però devi alzare una coppa. Beh, a 50 anni penso che sia la cosa migliore questa. Per Ussana e per questa gente. Guarda. Hai ancora sicuramente tanto da fare, mentre intanto ci spostiamo così. No, io do spazio ai giovani adesso. Però hai dato tanto spazio e non sei riuscito a finirla per un'espulsione. Per i tuoi compagni in campo hanno fatto quello che devono fare. Hanno veramente fatto vedere che siamo veramente un gruppo, fuori e dentro il campo. Ecco, quanto hai sofferto da fuori? Sto ancora soffrendo. E l'abbiamo vinta, figurate se l'avessimo persa. Ecco, adesso si apre una nuova frontiera, perché andate a giocarvi la fase nazionale. Fra qualche settimana avrete il primo turno all'andata. Sì. Tanto qui dietro vengono anche a festeggiare. Andiamo, ce la giochiamo, è una soddisfazione andare a giocarsi una finale in continente, diciamo, specialmente per molti ragazzi che non l'hanno ancora provato, quindi è un onore. L'anno scorso Città di Cagliari che ha vinto, poi è arrivato in finale. Adesso ci volete provare? Adesso tocca a noi, speriamo che vada bene. Grazie a Oscar Ledda, capitano, che deve rimanere qua perché fra poco dovrà alzare la coppa. Adesso fra poco abbiamo un altro protagonista, un altro grande protagonista di questa partita. Siamo con Gianmarco Ferraro. Le sue parate sono state fondamentali soprattutto nel primo tempo, quando il quarto era partito fortissimo. Ha salvato più volte il risultato e poi alla fine è stato premiato da questa grande rimonta. Le sensazioni? Allora, le sensazioni sono sempre bellissime. Vincere è bellissimo, e vincere con una squadra forte come il quarto, contro una squadra forte come il quarto, dà emozioni ogni volta, diciamo, sempre diverse, però è bellissimo. Per tutta questa gente che è venuta, per i nostri tifosi e anche per i loro tifosi che sono stati eccezionali. Volevo ringraziare il gruppo per come mi ha accolto e sono felice che le mie parate siano servite
a vincere questa Coppa che tanto aspettavano. Ecco, tu hai giocato oggi qui al Palacopron, palazzetto che conosci bene. L'anno scorso qua hai festeggiato la promozione in A2 col Sestu, ora festeggi la Coppa e poi per il proseguo della stagione? Chiederemo di spostare Ussana a Sesto. Diciamo che mi porta bene questo palazzetto, lo conosco abbastanza bene. Che dire, dopo una partita così strenuante, dopo 2 tempi supplementari, c'è solo da dire bravi a tutti, anche e soprattutto agli avversari. Perfetto, grazie e complimenti. Chiamami il mister. Complimenti. Dobbiamo aspettare perché ora c'è la premiazione. Chi vuoi che faccia intervista? Chi vuoi che faccia intervista? Chi volete che faccia un'intervista? Voi un giocatore? Quello che volete, no? Scegliete voi, per me va bene. Ma si può fare. Siamo un po' così. No, lo so, ovviamente, per quello lo chiedo. Alla magia.
Sì, siamo ancora in diretta, adesso fra poco la consegna della Coppa, sta arrivando capitano Oscar Ledda, è tutto pronto, adesso la consegna della Coppa alla San Sebastiano Ussana che si aggiudica la Coppa Italia di Serie C1 maschile per la stagione 2023-2024, il trionfo con la Coppa alzata al cielo da Oscar Ledda che adesso va a esultare con i suoi compagni per questo grande trionfo e adesso va anche sotto i tifosi dopo il 5-3 di oggi ai tempi supplementari contro il Quartu. Una Coppa che, come ha detto poco fa Ledda, ha cercato tanto e adesso la può alzare e può festeggiare con l'Ussana che ricordo anche al pubblico che ci sta seguendo qui al Paladante, 30 gennaio e 13 febbraio l'appuntamento col primo turno della fase nazionale della Coppa Italia con una trasferta nel Lazio per la squadra di Calabretta che fra poco sentiremo anche. Intanto adesso secondo me i festeggiamenti con la foto di gruppo anche per l'Ussana e sentite anche il coro. Nel frattempo vi ricordo non andate via perché fra poco c'è un'altra finale, Cus Cagliari Monastir per la Serie C femminile. Mister, adesso sì, adesso abbiamo anche un'altra intervista con il mister Calabretta, il mister che ha vinto la Coppa Italia. Che trionfo è stato? È stata una grandissima emozione, una grandissima partita tra due team, secondo me, che sino alla fine combatteranno anche nel campionato per aggiudicarsi il titolo. Ecco, adesso avrete due fronti per questa stagione, il campionato che vi state giocando alla grande anche con la Villa Cidrese, anche se oggi non era qui presente, con lo stesso Quartu, e poi la trasferta. Sì, sarà un campionato sino alla fine combattuto perché siamo almeno 4-5 compagini che siamo lì punto a punto e il campionato poi è molto corto, quindi sarà una lotta continua su ogni campo. Volevo ringraziare il pubblico, che è bello vedere e giocare partite con il palazzetto pieno, quindi un applauso a loro e a tutta Ussana, ci tenevamo a portare un trofeo e ci siamo riusciti. Adesso dovrete fare anche una festa in piazza con i tifosi come minimo. Assolutamente, adesso andiamo a Ussana a festeggiare con tutti i nostri tifosi. C'è una dedica particolare? Sì, la dedica all'ex presidente dell'Ussana, del San Sebastiano. Lui teneva tanto a questo progetto e dopo anni siamo riusciti a portare una Coppa a Ussana, quindi è importante anche ricordare lui. Grazie, complimenti a mister Calabretta. Non andate via, come dicevo, adesso c'è la finale femminile. Esatto, intanto qui dal Palacopron per ora è tutto, ma appuntamento fra poco per Cus Cagliari Monastir.